Siamo qui con Massimo Barbieri, allenatore del Diadema Roller Bassano. Mister, una partita che subito sembrava vi fosse sfuggita di mano, avete provato a riprenderla, non ci siete riusciti. Cosa potevate fare meglio? Ma secondo me eravamo partiti anche bene per essere fuori casa e qui a Montecchio, che risaputamente è una pista dura, difficile nel senso anche i ragazzi hanno molto temperamento. Eravamo comunque partiti bene, non correvamo grossi rischi. Poi abbiamo concesso un paio di contropiedi che ci hanno penalizzato. Poi un gran gol della Valle che ci ha un po' stordito. Comunque tutte le volte quello che devo andare a ricercare di soddisfazione è il fatto che la squadra ha voglia di reagire, reagisce, poi ci vorrebbe anche un po' più di fortuna. Sì, esatto, avete colpito anche due legni sullo 0-0, quindi forse anche lì sfortuna, solo quella, c'è qualcosa da fare di più. Venite da un periodo un po' complicato, dove Sì, ha trovato la lettura, pensa già di aver trovato la chiave. ma adesso io oggi, come ho detto prima, essendo questa una pista difficile, mi sono affidato di più agli atleti esperti, almeno ad inizio partita. Noi abbiamo bisogno di dare continuità al nostro modo di tenere palla, di pensare, di giocare, perché è già alcune partite che dal nulla, quando nulla lascia presagire il tracollo, e poi commettiamo un paio di errori e diventano subito e sempre fatali. Questo è quello su cui dobbiamo lavorare, ma è lo stesso problema che abbiamo avuto anche nelle partite precedenti, cioè errori fatali che non riusciamo a arginare. Va bene, la ringrazio, mister. Grazie a voi, ciao.